Dalla viticoltura eroica delle rive alle difficoltà del ricambio generazionale fino ai timori per i dazi americani e alle divisioni sul vino a ridotta gradazione alcolica, tanti i temi al centro dell'antica fiera di San Gregorio a Valdobbiadene, cuore del prosecco di OCG. A tagliare il nastro il presidente del Veneto Zaia, che così interviene sui dazi. Non ce li possiamo permettere e quindi il governo italiano deve dialogare con gli Stati Uniti, non possiamo viverli come dei nemici, ma tale è, cioè nel senso che il governo italiano non vive questa amministrazione come una nemica e possiamo essere anche la porta d'ingresso per l'Europa e per gli Stati Uniti, visto considerato che nel gruppo dei G7 l'Italia è l'unico paese europeo che non ha fatto campagna contro Trump. Fondamentale per le aziende, secondo Zaia, l'abbinata Prosecco-Turismo. Il binomio vincente lo dimostra anche il movimento del turismo del vino, che dice che le aziende che vendono vino ma che fanno anche turismo, ad esempio con iniziative tipo cantine aperte, incrementano il 15-20% del fatturato. Del resto, se il 2024 si è chiuso per la DOCG con un calo dell'1% delle vendite, i primi 2 mesi del 2025 hanno registrato un incremento del 12%, che secondo il presidente Adami nulla ha a che vedere con possibili scorte d'oltreoceano in vista dei dazi. Per noi gli USA sono il quinto paese di export. Esportiamo qualche milione di bottiglie, va bene, ma non certo che incida così tanto, che è il più 12% in 2 mesi. E qualche spiraglio si apre anche sul tema di gran discussione della riduzione della gradazione alcolica. Fino a qualche anno fa, ricordiamocelo tutti, il vino di qualità era espressione dell'alcol che aveva. È finito quel tempo, ma il Conegliano Valdobbiadene, che ha sempre avuto una modesta gradazione, è sempre stato moderno dalla Milano da bere in poi, lo è tuttora perché è una gradazione relativa. Dentro a questa gradazione relativa c'è un range che puoi usare in su o in giù. Possibilista l'assessore regionale all'agricoltura. Si potrebbe anche fare una differenziazione, per esempio qui siamo all'interno delle colline del Conegliano Valdobbiadene dove abbiamo il prosecco superiore di OCG. Magari qui si può anche tenere questa linea tradizionale e magari col prosecco DOC, che ha dei numeri molto più elevati, che deve accontentare dei mercati internazionali dove c'è la richiesta di avere un grado alcolico più basso, si potrebbe anche pensare di fare questa sperimentazione perché lo richiede il mercato e voi sapete meglio di me che è bello far vino, è bello far tradizione, tutto quello che volete, ma alla fine bisogna venderlo il vino però.